Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Linea Rovente. Oggi abbiamo deciso di occuparci di un tema che sta a cuore a tutti i cittadini italiani, in particolare probabilmente ai calabresi, perché viviamo, lo si sa, su una terra ballerina. Mai, soprattutto come in questi ultimi giorni, tante scosse di terremoto stanno davvero smuovendo la parte bassa della nostra regione, seppur a largo della zona di Palmi. Allora abbiamo inteso chiederci, ma siamo veramente sicuri in una fase in cui si susseguono praticamente quotidianamente delle scosse di terremoto? Siamo veramente pronti ad affrontare un evento del genere? Le nostre case sono sicure? In che condizioni viviamo quotidianamente, non solo nelle nostre abitazioni ma anche negli edifici che ogni giorno viviamo noi, i nostri figli, i nostri cari? Ecco perché ci stiamo interrogando sui terremoti e la prevenzione. Partiamo anche poi da un altro spunto. Domenica scorsa, 30 settembre, si è svolta la prima giornata nazionale di prevenzione sismica e quindi abbiamo inteso invitare qui con noi l'ingegnere Giulia Fresca, che ha preso parte proprio a questa importante giornata nazionale, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, e siamo lieti che qui con noi in studio ci sia anche il professor Francesco Calabrò, docente dell'Università di Reggio Calabria. Lei insegna estimo e valutazione economica dei progetti. Benvenuto professore. Grazie. Partiamo con l'ingegnere Fresca, con Giulia. Ci siamo chiesti appunto, nel caso di terremoti è importantissimo parlare di prevenzione sicuramente e saper come doversi magari muovere in caso di scossa, ma non è insomma questo il tema della nostra trasmissione, ma soprattutto bisogna saper conoscere e valutare quelle che sono le abitazioni e gli edifici che viviamo costantemente, perché lo sentiamo tutti i giorni, crolli continui e costanti. Siamo vittime e figli di una cementificazione selvaggia che ci porta a vivere in case non totalmente sicure? Intanto buonasera a tutti i telespettatori, grazie a TEN, al direttore e a te naturalmente per aver ancora una volta mostrato grande sensibilità nei confronti di tematiche importanti. Quella della sicurezza degli edifici in particolar modo, e quindi legandola all'aspetto della prevenzione sismica, è un argomento che, come tu stessa dicevi, ha visto la domenica scorsa la prima giornata nazionale. Cosa significa prevenzione sismica? È un po' come abbiamo rappresentato a livello nazionale la casa come un malato, semplicemente un malato dove c'è dei dottori che lo vanno a controllare, una sorta di dica 33 all'abitazione, affinché si possa verificare lo stato di salute dei nostri edifici. Sono edifici pubblici, edifici privati, soprattutto edifici privati, perché nel momento in cui noi abbiamo casa nostra o viviamo in una casa, quindi anche come inquilini, dobbiamo sentirci sicuri all'interno del guscio che ci ospita. Ecco perché la giornata nazionale di prevenzione sismica, voluta dal Consiglio nazionale degli ingegneri e Consiglio nazionale degli architetti insieme alla Fondazione Inarcassa, ha praticamente Fondazione Ingegneri e Architetti e ad Inarcassa ha fatto sì che si sensibilizzasse in oltre 500 piazze italiane, dovevano essere inizialmente 300, sono diventate 500, una attenzione verso la propria abitazione. In che modo? Segnalando semplicemente quella che era un possibile raffreddore, la possibile lesione, il possibile dubbio che ognuno di noi può avere nell'ambito della casa e richiedere gratuitamente una visita di tecnici, ingegneri e architetti esperti in rischio sismico. Questo perché? Perché spesso noi siamo dell'idea che il terremoto arriverà
ma non si sa quando, ma non toccherà a noi. Ecco, ricordiamo infatti che non sono degli eventi prevedibili, assolutamente, non sono però eventi, purtroppo ce li dobbiamo aspettare in virtù del fatto che viviamo in una terra ad alto rischio ma sismico. non solo, la gente non muore di terremoto, la gente muore per le case che non sono adeguate a resistere ad un terremoto. I crolli di un'abitazione non dipendono dal sisma, ma spesso dipendono da una qualità costruttiva che non è idonea, che non è stata fatta a norma. Quindi non soltanto le abitazioni datate prima di determinate norme tecniche e prima di determinati provvedimenti che era obbligatorio adottare, ma anche case adeguate, che sono state adeguate nella maniera sbagliata. E quindi questo comporta tutta una serie di cose. Intanto stiamo vedendo appunto il nome della manifestazione, Diamoci una scossa, sì, proprio perché è emblematico anche questo, perché dobbiamo darci una scossa noi prima che ce lo dia la terra. Esatto, diamoci una scossa e in realtà la prima giornata nazionale di prevenzione sismica porta a questa iniziativa, Diamoci una scossa, che riguarderà tutto il prossimo mese di novembre. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Con chi parliamo? Daniela, volevo sapere una cosa. Prego. Si parla di prevenzione nelle scuole, nella cosa, però i politici non fanno niente, quindi è inutile che si fanno tutte queste discussioni, secondo me, scusatemi. Qua in Calabria specialmente abbiamo terremoti, abbiamo queste strade che si aprono, nessuno chiude, il comune viene, rattoppa e chiude. Le scuole che restano chiuse 4-5 giorni perché ci sono queste problematiche. Quindi la prevenzione da dove è arrivata? No che ce l'ha la signora, però vorrei sapere un pochino, darmi un pochino di spiegazione, visto che dicono tanto prevenzione, però a quanto ho capito non si fa niente, insomma. Da dove ci chiama, signora? Da Catanzaro. Grazie signora. Ecco, ha un po' anticipato quello che sarebbe stato poi anche il tema proprio della nostra chiacchierata, la prevenzione per quanto riguarda gli edifici pubblici, proprio anche per quanto riguarda le scuole, perché chi di noi è genitore ha anche un po' l'ansia di mandare i propri figli a scuola e non sapere se gli edifici scolastici sono a norma adeguati, quindi sismicamente. Sì, assolutamente ci sono delle responsabilità. La signora ha fatto bene a richiamarlo, noi ne avremmo sicuramente parlato, perché la responsabilità del pubblico, quindi delle istituzioni nei confronti dei luoghi pubblici, quindi non soltanto le scuole, ma ci sono gli ospedali, ci sono i tribunali, ci sono le palestre per esempio, cioè, ci sono tanti luoghi dove quotidianamente nei vari uffici, anche le case comunali o i vari uffici, non sono completamente a norma, dove però confluiscono tantissime persone durante il giorno e che necessitano di controlli anche nell'ambito dell'eventuale evacuazione di quelle persone in caso di sisma. Famosi piani di sicurezza. Piani di sicurezza, piani di emergenza antincendio, antisisma. E spesso ci troviamo però di fronte a delle situazioni paradossali. Io non voglio polemizzare perché non è mio costume, però noi abbiamo qui a Cosenza il Viale Parco. Il Viale Parco nell'ambito di una analisi di previsione anche, di studio di previsione di un eventuale sisma, era il luogo sicuro per tutte le scuole che vi confluivano in zona, no? Nella zona. Oggi quelle scuole rimangono intrappolate, i ragazzi che sono nelle scuole che diciamo, sono sul Viale Parco rimangono intrappolate in caso di sisma perché non c'è più, c'è un cantiere, quindi non è stato previsto un luogo sicuro dove poter raccogliere le persone nel momento in cui dovesse malauguratamente accadere un evento di questo genere. Così come nei vari quartieri popolari dove ci sono forti presenze di persone, così come anche quando ci sono naturalmente la questione di ospedali o altro. Ecco, quindi se in maniera veramente catastrofica dovessimo immaginare qualcosa del genere a Cosenza, non avremmo neanche dove andare, quindi al di là del fatto che
le strutture... Una volta ricordo negli anni 70-80 c'era la zona dello stadio, era lì che c'era il punto di raccolta, esatto, perché lo spazio era talmente ampio che si andava poi lì a cercare. Sì, ma ci sono state delle prove dove per esempio c'erano delle aree di parcheggio, ma proprio sul viale parco, cioè le zone che dovevano essere aperte. Quindi ecco, anche in un contesto di cantierizzazione nel programma di cantierizzazione di un progetto è necessario comunque prevedere e stare attento a quello che c'è intorno, fermo restando che gli edifici, la maggior parte, non sono soltanto spesso non idonei dal punto di vista sismico, ma per un semplice motivo che adesso dirò, ma non hanno neanche magari l'agibilità, perché sono stati forzatamente adeguati all'uso degli studenti, quindi delle scuole, e con l'autonomia scolastica sono cresciuti notevolmente. Noi, se facciamo riferimento alle scuole, richiamo alla signora, dove molti anni fa c'erano un certo numero di studenti, oggi quel numero di studenti è sicuramente duplicato, se non triplicato, ma le strutture sono rimaste sempre quelle. Professor Calabrò, volevo chiederle, in virtù proprio del ragionamento che stiamo facendo, stiamo parlando in questo caso appunto di adeguamento delle strutture, in termini economici potrebbe essere indicato meglio fare un abbattimento e una ricostruzione totale, andare a fare invece lavori di adeguamento per lavorare appunto sul preesistente, visto che lei appunto si occupa proprio di valutazione economica dei progetti, per appunto migliorare e garantire appunto la solidità delle strutture? Il tema dell'adeguamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato, così come il tema più generale della manutenzione del patrimonio immobiliare ma anche del territorio, è la grande sfida dei prossimi anni, ed è una sfida che riguarda la vita dei cittadini, riguarda la sicurezza di tutti noi, ma ha anche grosse implicazioni economiche. L'incidenza ad esempio della manodopera nel caso degli interventi di adeguamento, di manutenzione, rispetto all'incidenza nel caso delle nuove costruzioni è molto maggiore, cioè se noi investiamo una certa quantità di denaro per adeguare o manutenere alcuni immobili, avremo degli effetti occupazionali molto più consistenti che non se andassimo a realizzare nuovi edifici. Questo ovviamente ha una serie di implicazioni che accanto agli effetti positivi legati all'occupazione che viene generata da questi investimenti, c'è ovviamente l'esigenza di una riorganizzazione dell'intero comparto delle costruzioni proprio in una prospettiva di imprese, di sistema imprenditoriale che risponde a un certo tipo di domanda diversa da quella del passato. È paradossale però che tutto questo discorso di emergenza e di necessità di adeguamento sismico sia generato e sia partito dal sisma dell'Aquila del 2009, cioè come al solito in Italia doveva accadere qualcosa di estremo per farci rendere conto che avevamo bisogno di mettere mano ai nostri territori e ai nostri edifici. Chi mi risponde? Le norme, la prima normativa sismica valida nasce dopo il terremoto nell'Irpinia, quindi dopo il 1980. La normativa è del 1981, dove ci si attenziona il territorio italiano e lo si comincia a suddividere in maniera più attenta a quelle che erano proprio la classificazione sismica dell'Italia. Prima si faceva una classificazione sismica legandola alla storicizzazione degli eventi che c'erano stati, quindi la Calabria era una terra sismica perché nel 1907, ma ancora prima, c'erano stati dei terremoti. Quando c'è stato poi il terremoto dell'Irpinia, naturalmente lì in Italia ci si è interrogati, attenzione, forse dobbiamo fare qualcosa. L'unica regione che è rimasta
salva da questa considerazione è stata la Sardegna e continua a rimanere la Sardegna. Tutte le altre regioni hanno avuto poi una classificazione. Man mano che sono andate avanti le cose, quindi anche con il centro Italia, ma poi l'Emilia Romagna e via via gli altri terremoti, si è arrivati a quello che prima avevo in qualche modo anticipato, alle nuove norme tecniche del 2018, entrate in vigore recentemente, in base alle quali c'è ancora di più una forte attenzione in alcuni territori e si fa una previsione dello stato di vita dell'immobile, ma anche un fattore di rischio legando proprio non soltanto alla struttura, ma alla capacità di salvare vite umane. Ecco, questa è la grande novità, quindi nel momento in cui si va a fare un adeguamento ad un edificio esistente, bisogna tener conto proprio di questo, cioè quanto quell'edificio sarà in grado non soltanto di resistere, ma di poter resistere a tal punto da consentire alle vite umane di salvarsi. E questo è il motivo per il quale gli edifici privati nei quali noi viviamo devono essere necessariamente controllati in virtù di quello che è la nostra iniziativa, ma anche perché c'è uno strumento che ci consente di aiutare il singolo cittadino, che è il sisma bonus, che ancora oggi non è stato adeguatamente pubblicizzato, o meglio, se è stato pubblicizzato non è stato adeguatamente compreso, e quindi il cittadino che può averne dei benefici in termini proprio di anche di risparmio, cioè dal punto di vista dell'aspetto proprio fiscale, fiscalmente naturalmente, può accedere a delle forme economiche che gli consentono di dare la medicina giusta alla propria casa affinché quella casa possa salvarlo in caso di sisma. Vogliamo entrare nello specifico a parlare del sisma bonus eventualmente o aspettiamo magari, no. non lo so, visto che l'abbiamo citato, magari qualcuno a casa si sarà chiesto che cos'è il sisma bonus e come faccio a... No, vabbè, diciamo il sisma bonus è noi abbiamo fatto sempre come Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti, sempre nell'ottica della sicurezza degli edifici, e quindi abbiamo fatto veramente hanno fatto, insomma siamo un po' tutti quanti noi, anche un opuscolo abbastanza simpatico, molto impattante, perché si parla di traumi, per esempio, inferti agli edifici, sono veramente trattando un po' come se la casa fosse un qualcosa di umano, no? Tutto quello che riguarda gli archi, le volte, come i sistemi costruttivi, il fatto di poterlo in qualche modo aiutare. E allora per aiutare questa casa a star bene, e i proprietari della casa a star bene, c'è la possibilità di utilizzare il sisma bonus, che altro non è che un'agevolazione inserita nel testo della legge di bilancio del 2017, quindi in realtà adesso siamo già siamo ad ottobre 2018, ecco quindi, qua, troviamo quindi già il nostro regista, il nostro Luca riesce già a mostrarci qualcosa. C'era già la possibilità di poter accedere, però ci siamo resi conto che le richieste che erano state presentate fino ad oggi non erano, quindi già questo è stato organizzato verso luglio, non erano sufficienti per poter rispondere ad una esigenza reale che chi aveva redatto, insomma, questo testo di legge aveva pensato. Allora forse era il caso di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica, e in effetti c'è la possibilità di le detrazioni sono di fatto proporzionali al miglioramento sismico apportato nell'edificio, quindi maggiori sono le migliorie, maggiori saranno
i risparmi anche che si potranno attivare. Questo rientra sempre eventualmente nella consulenza anche che si può chiedere nel corso del mese della prevenzione sismica, perché sì, ricordiamo che accedendo al sito, sì, mi permetto sì, io di dire quello che avresti detto tu, c'è la possibilità appunto di fare una richiesta tramite il sito di una consulenza gratuita e quindi di una valutazione della situazione, diciamo, dello stato di salute della propria abitazione, e poi insomma verificare quello che sono gli interventi da attivare sulla propria abitazione. Esatto. La cosa importante tutto questo nel mese di novembre. Tutto questo nel mese di novembre, la richiesta di sopralluogo si può fare dal 30 di settembre, quindi il giorno in cui l'abbiamo fatta con i banchetti nelle piazze italiane, fino al 20 di novembre, in maniera tale che tutto il mese di ottobre e metà del mese di novembre, poi in base alla disponibilità che la persona dà e il professionista riscontra, poi si possono fare le valutazioni. È importante sottolineare un aspetto. Noi non facciamo la valutazione sulla unità immobiliare, perché l'unità immobiliare è casa mia, il mio appartamento all'interno del palazzo, ma l'unità strutturale, quindi sull'intero palazzo, quindi è importante che la persona che magari vuole attenzionare il proprio immobile faccia una chiacchierata, telefoni all'amministratore condominiale, l'amministratore condominiale si preoccupa di fare la richiesta, che può farla tranquillamente sul sito, in maniera tale da richiedere la visita, in maniera tale che tutto l'edificio, se a me fa male il braccio, non visito solo il braccio, ma in qualche modo faccio la visita di tutto il corpo, e perché il dolore al braccio può derivare da qualche altro aspetto. Ecco, vedere la casa come un elemento vitale è quello che noi stiamo cercando di fare, dandoci una scossa per dire è il momento di attenzionare veramente le nostre abitazioni per il nostro bene in realtà. Professor Calabrò, è inutile penso dire che questa sia un'iniziativa che forse doveva partire già qualche anno prima, ma che comunque insomma l'importante è che sia partita e che sicuramente potrà dare una spinta anche all'intero settore. Sicuramente doveva partire prima, ma questa iniziativa è la spia di un altro tipo di problema, cioè la mancanza di programmazione. Spesso assistiamo a iniziative anche estemporanee, magari anche valide, che però non rientrano all'interno di una politica a favore della sicurezza, della prevenzione, una politica organica, quindi un insieme di iniziative che hanno anche un traguardo temporale, degli obiettivi che si vogliono raggiungere in un arco di tempo prefissato. E questo è un limite che riguarda questo settore, ma non solo. Ecco, noi sentiamo sempre, forse in maniera anche abusata, il termine prevenzione, sicurezza, spesso sentiamo parlare sempre di più adesso anche di vie di fuga. Dopo quello che è accaduto anche a Torino con all'epoca Ministro Minniti, il discorso delle vie di fuga obbligatoria per quanto riguarda anche le manifestazioni all'aperto, anche questo ha messo in seria difficoltà molte amministrazioni, molti comitati quando devono organizzare delle manifestazioni all'aperto, perché si pongono dei paletti e molti comuni, anche i centri piccoli, si sono trovati a dover fare i conti con delle situazioni proprio logistico-ambientali che non consentono l'organizzazione di eventi se non hanno le vie di fuga accessibili o comunque naturali. Su questo se risponde l'ingegnere Fresco. No, beh, questo un po' rientra in quel concetto che si diceva prima, della definizione degli spazi e della definizione dei luoghi. Io non posso pensare di fare un concerto in un contesto dove magari nelle traverse intorno quindi nelle vie di fuga che si diceva, magari ci ho messo i tavolini del bar, ho messo le piante, ho messo tutta una serie di cose. Se devo prevedere delle vie di fuga, devo prevedere che devo pensare al male, devo pensare al peggio e quindi devo liberare quelle zone. Spesso invece ci troviamo intorno magari ad un evento
una o due vie di fuga, le altre che potrebbero anche esserlo invece occupate dai tavolini, occupate da altre situazioni. Questo è, come diceva prima il professore Calabrò, è una mancanza veramente di programmazione. La città è un luogo vitale e si modifica deve modificarsi e deve adeguarsi anche ai tempi che noi abbiamo e alle esigenze che ci sono. Una piazza piccola, che era nata come piazza piccola per un certo numero di persone, deve essere comunque limitata all'accesso a quel numero di persone per il quale era stato in qualche modo previsto. Altrimenti poi succedono delle situazioni incontrollabili, per quanto prevedibili, però naturalmente incontrollabili, come nel caso per esempio di Torino. La cosa invece importante, quindi valutare anche strategicamente quelle che sono la pianificazione della città. Questo sicuramente il professore Calabrò può entrare nel merito. Noi siamo figli di una pianificazione urbanistica che guardava la città in una prospettiva futura che oggi non c'è, se ritorniamo indietro nel tempo. Se noi avessimo la possibilità di immaginare, ma lo vediamo del resto, e parlare con quelli che hanno fatto la pianificazione di un tempo, oggi si troverebbero di fronte a qualcosa, loro stessi direbbero: oddio, non l'avrei mai potuto immaginare. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi perché continueremo ancora a parlare di terremoti e prevenzione. A fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati, oggi parliamo di terremoti e prevenzioni, lo facciamo con due esperti, con l'ingegnere Giulia Fresca e con il professor Francesco Calabrò, docente all'Università di Reggio Calabria di estimo e valutazione economica dei progetti. Stavamo parlando appunto entrando nel merito per quanto riguarda la prevenzione sismica, ma Giulia Fresca è stata direttamente esposta in prima persona anche alla valutazione dei danni e di quello che è accaduto durante il terremoto di Amatrice, è stata proprio lì a fare dei sopralluoghi, quindi ci può raccontare anche la sua esperienza per quello che ha visto e che ha potuto valutare nelle abitazioni. Molte persone, ormai purtroppo sono delle considerazioni che si fanno nel quotidiano, si chiedono, ma come mai vengono giù le case, magari quelle di ultima costruzione e non quelle più antiche o addirittura i ponti romani, per fare dei paragoni purtroppo anche rispetto a quello che è accaduto a Genova, seppur per una cosa tutt'altro diversa rispetto magari a un evento sismico, rispetto appunto al Ponte Morandi. Come è potuto succedere invece che anche ad Amatrice siano venute giù parti di abitazioni molto datate? Qual è stato l'effetto, al di là del sisma che è stato insomma di magnitudo molto pesante e poi con eventi ripetuti? Intanto c'è da dire che, questo lo dicevamo quando facevamo i sopralluoghi, in Italia un evento sismico avviene normalmente ogni 3-4 anni. E quindi al di là delle previsioni, al di là delle statistiche, al di là di tutto, bisogna attenzionare bisogna tenersi sempre pronti, ecco, questo è il senso. Noi abbiamo avuto l'Aquila, poi abbiamo avuto l'Emilia Romagna, poi c'è stato le scosse sismiche nel Pollino e poi abbiamo avuto Amatrice che in realtà, noi parliamo di Amatrice del 24 agosto del 2016, ma in realtà poi c'è stato il 30 agosto 2016, poi c'è stato quello di ottobre, poi c'è stato il 18 dicembre 2017, che sono stati i 4 terremoti che in qualche modo hanno coinvolto tutta l'area del centro Italia. Io non ho fatto soltanto Amatrice, ho fatto Amatrice, Rieti, Foligno, Leonessa, Cascia, Montegranaro in provincia di Macerata, Ascoli Piceno, quindi ho fatto 7 mesi di zone del terremoto, trovandomi di fronte le situazioni delle più disparate. La cittadina di Cascia, per esempio, al di là di qualche situazione particolare vicino proprio al monastero di Santa Rita, il centro storico era praticamente illeso, se vogliamo, quasi illeso.
Tutta la parte nuova invece, le nuove costruzioni sono completamente saltate, totalmente saltate. Diverso invece quello che è successo ad Amatrice, dove ci sono stati edifici storici, così come a Leonessa, che sono caduti giù, molti dei quali avevano subito già degli interventi di ristrutturazione. Ecco le immagini, il nostro regista pronto sempre a mostrare. Quando si vedono immagini di questo genere, dove ci sono pezzi interi di solai che vengono giù, vuol dire che gli adeguamenti che sono stati fatti sono stati adeguamenti sbagliati, perché non hanno tenuto conto di quelle che erano le murature sottostanti. La maggior parte degli interventi che si sono fatti negli anni erano per esempio legati alle coperture. Le coperture, sostituendo una copertura in legno con una copertura in cemento armato a soletta, che naturalmente ha schiacciato le murature sottostanti, perché recuperare o mettere, diciamo, in sicurezza le murature sarebbe stato troppo costoso. Il pensiero era: sostituiamo il tetto per tutta una serie di motivi, ma il tetto antisismico, così come spesso me lo sono sentito chiamare, non è funzionale, se non addirittura dannoso nei confronti di una qualità della muratura sottostante che non poteva reggerlo, perché noi dobbiamo partire dal concetto che le case nascono sulla scorta di un progetto. Il progetto è un calcolo che viene fatto e il calcolo prevede il mantenimento della struttura già se stessa si deve mantenere, e in più ci devono essere dei carichi aggiuntivi, che sono le persone, i mobili, i carichi accidentali e anche le azioni dinamiche che possono essere di vento, sisma e tutto il resto. Ecco, andare a sovraccaricare una struttura con un carico che non era stato preventivato, naturalmente la mette in rischio, quindi appesantisce ulteriormente. Appesantisce se non si provvede a mettere dei mantenimenti anche alle strutture sottostanti. Queste, nelle casistiche che noi abbiamo valutato, la maggior parte dei danni sono derivati proprio da questi fattori. Altri fattori sono stati invece la casa vicina in un aggregato che era stata recuperata con elementi in cemento armato, mentre invece quelle accanto erano state recuperate con delle iniezioni, con delle cordolature, mantenendo l'integrità della muratura. Ecco, quella struttura in cemento armato ha creato il martellamento sulle altre strutture, perché il cemento armato è elastico, e quindi le case accanto non sono cadute per effetto del sisma, che se ci fosse stato solo quello e non la casa accanto avrebbero resistito, ma per effetto proprio per quell'effetto di martellamento che le ha completamente mandate in crollo. Sono tutte valutazioni che devono essere fatte con attenzione. Le volevo chiedere, le volevo fare una domanda. Spesso e volentieri, quando poi si parla di ricostruzione piuttosto che di recupero, laddove magari ci sono situazioni completamente in cui si vede che il paese è raso al suolo, si tende a fare una ricostruzione comunque sempre in prossimità del luogo distrutto. Magari si cercano aree di fronte, creando forse anche una sorta di legame psicologico, no? Magari anche i moduli, le casette si mettono quasi sempre in prossimità del luogo che è andato a essere distrutto. Ma perché non si provvede poi invece magari, ecco, a intervenire per ricostruire, per recuperare nello stesso luogo? Cioè, cosa cambia magari a distanza di 20 km? Me lo chiedo da profana, cioè se io devo andare a vivere in un modulo piuttosto che in una casetta ricostruita a 20 km di distanza e vedere le macerie di casa mia, cioè ricostruitemela lì o portatemi in un'area completamente diversa, di modo che se apro la finestra non sono costretta a vedere le macerie di casa mia. Forse è una domanda che non attiene probabilmente alla sua materia, però insomma, mi viene da chiederlo, cioè, visto che lei valuta anche i progetti, al di là della valutazione economica, mi viene da chiedere, ma una valutazione psicologica non la fa nessuno? Ma quando si parla di sostenibilità, la sostenibilità ha sempre 3 dimensioni, ci si dimentica spesso di questo aspetto e si pensa esclusivamente alla dimensione ambientale della sostenibilità. La sostenibilità è sicuramente nasce da istanze di carattere ambientale, però la sostenibilità deve essere anche economica,
questo ci occupiamo solitamente, ma la terza dimensione è la sostenibilità sociale. Al centro di ogni provvedimento devono essere i cittadini e la Calabria da questo punto di vista, soprattutto negli anni 60, ha assistito a tantissimi centri che sono stati ricostruiti espiantando le popolazioni anche dal proprio territorio. Penso a tutti i centri che erano stati colpiti dalle alluvioni degli anni 50 e che hanno visto poi anche nascere e anche crescere fenomeni di disagio sociale, anche di criminalità, proprio perché è una comunità che viene strappata dal proprio luogo d'origine. E forse, e questa è la domanda che viene un po' spontanea a chi si occupa di valutazioni economiche, quanto costa contrastare poi i fenomeni criminosi, tutte le conseguenze di un disagio sociale rispetto al risparmio che è stato realizzato inizialmente realizzando dei paesi orribili, osceni. Io penso a Rogudi Nuovo, ad Africo Nuovo, a tutta una serie di centri, ad esempio del Reggino, che sono veramente orribili e vengono vissuti con disagio dai cittadini, e questo probabilmente è anche terreno fertile perché poi si sviluppino altri fenomeni che certamente però non nascono per queste cause. Insomma, cerchiamo anche di trovare dei nuovi equilibri in questo senso. Sicuramente i processi di tipo partecipativo che negli ultimi anni sono stati tentati anche nella progettazione di nuovi insediamenti costituiscono un elemento fondamentale, cioè il progetto non può essere semplicemente il frutto del pensiero di un tecnico, per quanto illuminato o per quanto anche dotato di grandissime capacità artistiche. Il progetto deve essere lo strumento attraverso il quale si danno risposte ai cittadini, ai bisogni dei cittadini, e tiene conto di quelle che sono le condizioni anche culturali e sociali di quelle comunità alle quali stiamo dando quelle risposte. Quindi lo strumento della partecipazione nella progettazione di nuovi insediamenti è sicuramente uno strumento fondamentale. Ecco, nell'ambito dei terremoti abbiamo detto che non si può parlare assolutamente di prevedibilità matematica, però ormai sappiamo che c'è una certa ciclicità. Esistono dei tavoli di concertazione, sicuramente esistono delle unità di crisi che purtroppo vengono convocate nell'immediato, ma ci sono dei tavoli di concertazione o comunque delle riunioni periodiche di professionisti che fanno il punto della situazione su eventuali possibilità o comunque su... Io per esempio mi chiedo, delle prove di evacuazione, non ricordo mai che vengano fatte, al di là magari delle simulazioni nelle scolaresche che vengono fatte per legge una volta all'anno, ma anche nei paesi che sono stati colpiti già dai terremoti, forse bisognerebbe insegnare come fanno magari nei comuni del Vesuviano, che ciclicamente fanno le prove di evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio, forse bisognerebbe insegnare anche a noi italiani come bisognerebbe comportarsi in caso di terremoto. O è un'utopia la mia, io vivo nel paese delle favole. No, tu hai toccato un tema, ai noi, scottante, rovente, appunto, perché la legge c'è, ma noi da buoni italiani facciamo in modo di bypassarla o comunque di soddisfarla giusto perché dobbiamo soddisfarla. Allora la legge di molti anni fa, già 2007-2008, imponeva alle amministrazioni comunali di dotarsi di un piano di prevenzione e di protezione civile. Molti comuni se ne sono dotati, le nostre città ce le hanno, ma sono rimasti dei documenti chiusi in un cassetto. Nessuno ne ha contezza di cosa sia, ma soprattutto, ed è questa la cosa peggiore, non sono adeguati alla crescita della città. Cioè se una città a distanza di 2-3 anni chiude una strada per fare una piazza, rende una strada pedonale e quindi crea delle situazioni diverse, quel piano deve essere necessariamente adeguato, cosa che non è così, non succede. E le prove di evacuazione non servono soltanto
tirando fuori... Solo un secondo, abbiamo una telefonata, diamo precedenza ai nostri telespettatori. Pronto, con chi parliamo? Sì, buongiorno, sono un cittadino di Gioia Tauro. Buongiorno, provincia di benvenuto. Reggio Calabria. Buongiorno, intanto volevo farvi i complimenti per gli argomenti trattati, sono molto interessanti. Poi io torno un attimino indietro sul punto della prevenzione, per raccontarvi un episodio che è successo proprio ieri a Gioia Tauro, che è emblematico e che sottolinea l'importanza della prevenzione e anche della informazione da dare ai cittadini. Praticamente ieri a Gioia Tauro in una scuola è scattato un allarme terremoto. Non si sa se è avvertito, si diceva, da alcuni bambini. Fatto sta che il dirigente dell'istituto ha fatto uscire i ragazzi fuori nel cortile. La notizia è arrivata ad un altro istituto presente sul territorio di Gioia Tauro, quindi successivamente anche nelle altre scuole i bambini, il preside per precauzione le ha fatti uscire nel cortile scolastico. Premetto che poi io stesso ho guardato sul sito di vulcanologia e non c'è, nella lista dei terremoti non c'è stata nessuna scossa. Fatto sta che subito tramite questi gruppi WhatsApp si è creato un panico generale e quindi c'è stata una calca di automobili, genitori che correvano in giro, hanno intasato un paese, una città al collasso, il panico totale. E ammetto che anche noi stessi come genitori siamo corsi a prendere i bambini perché c'era questa notizia di questo fantomatico terremoto. Ora dico io, la prevenzione sì, è fondamentale, però è anche fondamentale che i cittadini sappiano come muoversi in caso di emergenza ed è quello che sostiene anche la locale protezione civile, che dice che il comune di Gioia Tauro non ha un piano di evacuazione. E effettivamente io da genitore, io da cittadino, se succede un terremoto non so dove devo andare. Il centro di raccolta, il punto di raccolta della cittadinanza manca. Manca, noi non lo sappiamo, noi non sappiamo dove è il punto di raccolta della cittadinanza. La ringrazio. Noi sappiamo solo, volevo anche, scusa se mi dilungo un attimino, siccome io sono anche un referente di cittadinanza attiva, che è un'associazione che si occupa anche della rete scuola, quindi della sicurezza nelle scuole, volevo sottolineare che noi ogni anno facciamo una campagna sulla sicurezza nelle scuole. Io dico che il problema della sismicità degli edifici ancora non è affrontato in maniera completa dai comuni, dagli enti di competenza. E le dico perché, anche io so che i mezzi ci sono, i finanziamenti ci sono stati, il comune di Gioia Tauro stesso ha ricevuto delle somme, o meglio, ha partecipato a un bando e si è aggiudicato delle somme per le verifiche di vulnerabilità sismica. Noi come associazione abbiamo chiesto, visto che fra qualche mese scadranno anche i termini per spendere questi soldi, abbiamo chiesto, vogliamo sapere se il comune ha già assegnato alle ditte queste verifiche e quando intende farle, e quindi noi vogliamo questo, vogliamo le risposte dagli enti di competenza, non trincerarsi dietro un muro di gomma e non rispondere e non dare informazioni ai cittadini. Grazie per questa possibilità. Grazie a lei, una buona giornata, grazie per averci contattato. Ecco, praticamente eravamo sulla stessa lunghezza d'onda, il caso di dirlo. Parlavamo appunto di questi centri di raccolta in caso appunto di evento sismico. Qui ieri il caso ha voluto, sicuramente il dirigente scolastico, se sente partire un allarme sisma, non può non evacuare l'istituto perché non può esimersi. Però poi parte una serie di situazioni allarmanti perché come si comporta la cittadinanza? Intanto io ringrazio il signor Cesarino di questo intervento, perché ha toccato una serie di tematiche, è un nervo scoperto, ma ha toccato tutta una serie di problematiche. Il dirigente scolastico non doveva fare uscire i ragazzi. In caso di sisma ci sono delle situazioni, bisogna farli mettere sotto il banco, bisogna farli mettere sotto le strutture portanti, bisogna creare tutto quello che evidentemente è stato fatto, cioè l'incremento, l'aumento del panico non doveva esistere, perché il sisma non è un incendio e anche se fosse un incendio che divampa, il tempo di arrivo
verso le cose, deve consentire al flusso di bambini, in questo caso, di poter defluire in sicurezza. Il terremoto invece è un qualcosa, sono delle scosse che generano, naturalmente durano qualche secondo, non puoi scappare, tu devi rimanere protetto. Allora lo insegnano, mettersi le mani sulla testa, nascondersi sotto i banchi, avere tutta una serie di attenzioni e sicuramente il problema fondamentale che è stato evidenziato dal signor Cesarino è un altro. I genitori che si catapultano con le macchine per andare a salvare i figli. Noi portiamo i nostri figli in luoghi che devono essere sicuri, quindi nel momento in cui avviene un evento sismico, sappiamo che il nostro figlio è a scuola, non dico che dobbiamo stare tranquilli, però sicuramente non dobbiamo avere il timore che qualcuno non abbia provveduto a metterli in sicurezza. E questo è il dramma veramente al quale bisogna fare fortemente attenzione dal punto di vista sociale. Cioè io sto portando mio figlio a scuola, so che la scuola è sicura, ma so soprattutto e devo sapere, devo stare tranquillo che chi è preposto in quella scuola nell'educazione di mio figlio faccia tutto il possibile affinché il bambino possa stare tranquillo. E quindi di conseguenza il genitore, perché noi affidiamo i nostri figli agli istituti scolastici, così come affidiamo i nostri malati nelle strutture sanitarie. E c'è anche di più. In una situazione del genere a me mi sono venuti i brividi, perché io ho pensato immediatamente a San Giuliano di Puglia, ma soprattutto ho pensato a qualche bambino disabile. Allora come si fa a far scappare i miei bambini perché c'è il terremoto? Se ci sono delle scale, noi andiamo a generare ancora di più delle frequenze, delle azioni su un qualcosa che in quel momento sta tremando. Un'altra telefonata, Giulia. Pronto, con chi parliamo? Sì, buongiorno, sono sempre il signore di Gioia Tauro di prima. No, chiamavo giusto per una precisazione. Una puntualizzazione, immagino. Una puntualizzazione sul mio nome. Io sono Rosario Tripodi. Ah, ok, Rosario. Ah, dai, io ho scritto Cesarino. Avevamo inteso male, grazie Rosario. La saluto, buongiorno. Buongiorno. L'avevamo ribattezzato. Sì, ultimamente va di moda, le chiedo perdono. Quindi diciamo questo è l'attenzione. Comunque fa bene il signor Rosario a questo punto di attenzionare anche l'amministrazione comunale attraverso la sua associazione, perché sappiamo bene che quando succede qualcosa la prima persona che ci aspettiamo che arrivi è l'omino con il simbolino protezione civile. Certo. L'omino di protezione civile deputato alla protezione civile nella nostra città è il primo cittadino, quindi la prima persona che deve intervenire in questi contesti è il sindaco. Infatti è a lui che solitamente poi arrivano anche i bollettini, le varie allerte, esatto, le varie comunicazioni proprio dalla sala centrale operativa della protezione civile che dirama tutte quelle che sono le comunicazioni. È simpatico quando magari ci sono dei sindaci che dicono ma la protezione civile non è arrivata. Ma la protezione civile sei tu. Sul tuo comune sei tu, poi ti arrivano magari le comunicazioni dalla sala operativa che ovviamente le smista sul territorio. Esatto, però, insomma, esatto. Anche lì insomma, viene da pensare ad altre situazioni e a bollettini che erano stati lasciati nei cassetti. Insomma, Rigopiano purtroppo ci ha insegnato tanto e troppo. Strutture pubbliche, anche lì si parla di interventi, di dover andare a mettere mano a quelli che sono probabilmente dei fondi. Anche lì ci sarebbero tanti lavori e tanti progetti da poter realizzare per intervenire e fare gli adeguamenti, professore, perché la nostra Calabria, diciamoci la verità, è messa a maluccio dal punto di vista degli edifici e dell'adeguamento sismico. Certamente sì. Il problema in questa fase storica è quello delle risorse a disposizione. È una fase in cui le risorse pubbliche disponibili per realizzare questi interventi sono ridotte al lumicino. La fase delle vacche grasse è ormai finita da un pezzo.
Quindi da questo punto di vista diventa ancora più importante una cultura della programmazione e della pianificazione in senso strategico, come richiamava giustamente prima l'ingegnere Fresca, che evidenzi quali sono le priorità. Meno risorse ci sono, più dobbiamo selezionare adeguatamente e con grande oculatezza le priorità sulle quali investire le poche risorse a disposizione. Allora se riteniamo che il tema della sicurezza e della prevenzione e quindi di conseguenza dell'adeguamento del patrimonio immobiliare pubblico è un tema fondamentale, è un tema prioritario, allora è lì che dobbiamo concentrare le poche risorse disponibili. E questo ovviamente attiene alla politica. È chiaro che è una scelta eminentemente politica e purtroppo non sempre le scelte della politica sono immuni da influenze. Abbiamo 10 secondi prima della chiusura, lei domani è impegnato in un importante convegno, diamo l'appuntamento e il tema del convegno, altrimenti siamo in chiusura e poi finisce che mi dimentico di farglielo dire. Si parlerà di consumo di suolo, di smart city, di energia e in questo senso anche di pianificazione strategica, all'interno della quale il ruolo anche, come dicevamo poco fa, prevenzione e sicurezza sono sicuramente fondamentali. Dove si svolge il convegno? Della Calabria, l'Aula Caldoro, organizzato all'Ordine degli Ingegneri di Cosenza. E quindi alle 9 domani mattina ci saranno veramente importanti, bel tavolo di relatori, oltre al professore Calabrò ci saranno dei 2 rettori delle altre università, si parlerà veramente di tematiche importanti. Un ultimo appello, www.giornataprevenzionesismica.it. Andate sul sito, fate la richiesta della visita del professionista per tutto il mese di novembre, il mese della prevenzione sismica, ne va della vostra salute. Io ringrazio Giulia Fresca, grazie al professor Francesco Calabrò per essere stati qui con noi, grazie ai telespettatori per averci seguito con attenzione anche oggi, come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi lascio in compagnia dei programmi della rete. Alla prossima! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.